Minorenni dal punto di vista anagrafico, ma per come utilizzano le tecnologie sono maggiorenni. Sono nati in questo mondo e quindi lo navigano, lo vivono e lo conoscono sicuramente meglio di tanti loro adulti. E al compimento dei 14 anni diventano anche penalmente imputabili, ricorda il comandante della Polizia Postale del Veneto, che ha tenuto al liceo Stefanini di Mestre una conversazione sui pericoli della rete. Ad assistere c'era una platea di ragazzi delle prime classi. La dirigente della scuola è sostenitrice di questi appuntamenti. Allo scopo di rendere consapevoli i ragazzi dell'importanza di usare in modo attento e intelligente gli strumenti, tecnologici e soprattutto le connessioni internet. A quanto pare i ragazzi si avvicinano con piacere a questo tipo di lezioni diverse dal solito. Sono molto curiosi e interessati alle informazioni che vengono loro date, anche perché per loro sono strumenti di uso quotidiano. Queste le domande che il comandante si sente rivolgere più spesso in questi appuntamenti. I ragazzi chiedono ma che cosa vado incontro, perché che cosa c'è, ma tanto non sanno chi sono io. Loro non si rendono conto che in internet non si viaggia anonimi, non riescono a rendersi conto che qualunque cosa che si fa in internet lascia una traccia anche di chi l'ha fatta. Pellone ammonisce a pensare molte volte prima di scrivere qualcosa o di aggiungere una foto o un filmato sul profilo di un social network. In internet scrivere, postare è come scrivere con la penna Bic. Sono delle frasi, dei tratti d'inchiostro che non possono essere più cancellati definitivamente.